Ogni anno in molte case e piazze del Veneto si rinnova un rito che affonda le sue radici nella leggenda e nella tradizione contadina. Il 1° agosto si beve a digiuno Dodeide vin bianco. L'usanza affonda le sue radici in una leggenda locale che risale al 1200. Si racconta che la regina d'Ungheria, Gertrude di Merania, colpita da una violenta febbre malarica durante il viaggio verso Venezia, fu ospitata nell'abbazia di Santa Maria Assunta a Mogliano. Le cure delle monache benedettine sembravano vane finché la badessa non tentò un rimedio estremo. Fece bere alla sovrana abbondante mosto d'uva bianca in fermentazione nei tini dell'abbazia. Le diede questo bicchiere di mosto d'uva di Sant'Anna e improvvisamente il miracolo, la regina guarì e da lì la tradizione di bere un'ombra il 1° agosto per guarire e stare bene tutto l'anno partì e si diffuse in tutto il Veneto. Miracolosamente la regina si riprese nel giro di pochi giorni. Può essere avvenuto qui il miracolo, se lo possiamo definire tale, o all'ospedale dei Battuti, che quanto dista da questo luogo? Siamo a 100 metri dall'ospedale dei Battuti, ma il complesso abbaziale era unico probabilmente in quel periodo, per cui sicuramente era un territorio tutto dell'abbazia. L'abbazia governava tutta la città, la badessa era emanazione dell'imperatore e governava tutta la città. Da allora la leggenda del vino salvifico si diffuse tra la gente del posto, dando origine a una tradizione popolare che ancora oggi viene celebrata tra sorrisi, brindisi e un pizzico di magia. Mi sento già meglio.